Sì. Nato il 17/3/1946. Dove è nato? 17... Dove? Monte Parano, sono un terrone, Monte Parano tutto attaccato, provincia di Taranto. Monte Parano, provincia di Taranto, benissimo. Dia lettura della formula di giuramento, per cortesia. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lo giuro. L'ha giurato, quindi deve dire la verità, se non lo fa può essere punito per il reato di falsa testimonianza. Risponda alle domande, prego. Prego. Lei conosce Giuseppe Pizza? Giuseppe Pizza lo conosco dal 1978. Come lo ha conosciuto? Me lo presentò un industriale bolognese, allora sono passati tanti anni, Amedeo Brunello. Non ricordo se io me l'abbia presentato Brunello o l'abbia conosciuto nell'ambito della Democrazia Cristiana, perché il dottor Pizza era stato membro del Consiglio della Democrazia Cristiana rappresentando i giovani democristiani. Lei ha detto nel 76 addirittura? No, 78. 78. Che tipo di frequentazione poi è nata con Pizza? Se allora, devo dire che io abitavo a Parigi, ero residente a Parigi, quindi lo incontravo a volte quando venivo da Parigi a Roma, perché all'epoca ero consulente della Società Italiana per Condotte d'Acqua. In che senso era consulente? Di che cosa si occupava? Mi occupavo dei rapporti internazionali di condotte d'acqua, tant'è che da Parigi negoziai un contratto per una diga in Algeria e avevo gli uffici e tutto a Parigi. Ero consulente direttamente del presidente, che era all'epoca il professor Loris Corbi. Per quanti anni ha svolto questa attività per Condotte? Per 2 anni, no, di più, perché stiamo parlando del 78, però dal 76 all'80, 4 anni. Come era entrato in contatti con Condotte d'Acqua? Prego, non ho capito, scusa. Come era iniziato il suo rapporto con Condotte d'Acqua? Cioè come era entrato in contatto con loro? Perché ero stato presentato da un magistrato di Roma. Senta, poi questo rapporto con Condotte perché si interrompe? Si è interrotto perché ad un certo momento ho cominciato nel 1980, ho cominciato a lavorare come consulente di Roberto Calvi. Quindi? E quindi non avevo più tempo di occuparmi di Condotte. Senta, torniamo a Pizza. Lei frequenta Pizza anche in Calabria? Cioè, Allora, io la prima volta che sono venuto in Calabria sono venuto perché mi ha portato Pizza. E in che occasione la porta? No, mi guardi, francamente, io quando venivo a Roma, quando andavo a Roma era l'hotel Grand Hotel a Roma. E un giorno mi disse: perché non sei mai stato in Calabria? Dico: no, io non sono mai stato in Calabria. E quindi mi disse: perché non vieni con me in Calabria, facciamo un fine settimana, eccetera, eccetera. Io curioso dissi: va bene, non c'è, io però dico, lunedì devo essere assolutamente a Parigi perché ho una serie di appuntamenti in ufficio da me. E così io venni la prima volta in Calabria. Sì. E siamo, ha detto, in quale anno? 78 credo, sì. Pizza cosa doveva fare in Calabria? No, Perché? niente, non voglio usare una parola, non doveva fare niente. Incontrava amici a destra. Aveva degli incontri, vuol dire che aveva programmato? Mi aveva invitato poi una sera a una cena a San Batello. Dove siete andati lei e Pizza a San Batello? Presso gli Araniti. Piuttosto che una cena è una cosa che cominciò alle 3 del pomeriggio e finì a mezzanotte. Cioè era una cena organizzata quindi a casa degli Araniti? Esatto, a San Batello. Ma esattamente chi degli Araniti? Mi ricordo che c'era il più giovane, Domenico Araniti, che aveva all'epoca un busto rigido. Perché? Aveva avuto qualche problema? Pare che avesse avuto dei problemi di incompatibilità con una pallottola. Senta, lei aveva già sentito parlare di questa famiglia Araniti? No, io non ho mai sentito parlare.
Ha capito di che famiglia stiamo parlando? Beh, più o All'epoca meno, lo capì? più o meno avevo capito, insomma. Qualcuno poi le disse che gli Araniti erano una famiglia di 'ndrangheta? No, una famiglia di rispetto, anche perché ti devo dire la verità, a me non è che mi importava granché, la mia vita era a Parigi. Sente, questa cena quindi coinvolgeva Pizza, Pino Pizza, Esatto. quindi lei era stato portato lì solo perché in sua compagnia? No, no, il contrario, è lui che mi ha portato lì. Ho capito, lei era stato accompagnato lì, proprio Esatto. perché l'invitato era Pino Pizza, quindi lei era in sua compagnia. Esatto, esatto. E ha approfondito questi rapporti tra Pino Pizza e gli Araniti, come fossero nati, come mai c'era stata questa cena? No, prima di tutto non mi interessavano, ma però vedevo che c'era una grande familiarità. Anche perché non era di mio interesse, non sapevo neanche chi fossero. Senta, lei ricorda se nel corso di quella cena si parlò anche di argomenti che erano legati alla criminalità organizzata, in particolare? No, guardi, era una cena in cui c'erano anche donne, ci sono state 20 persone, una tavolata di 20 persone. Si parlò ad esempio della figura di Mico Tripodo? Di Mico Tripoda mi parlò un altro amico di Pizza. Chi? Aspetti. Sono passati tanti anni. Allora, era un signore che aveva una gioielleria qui Sì. a Reggio Calabria. Sì. Senta, adesso non ricordo il nome. No, era un imprenditore. No, un momento, era un imprenditore. E le parlò... Gigi Vazzana. Gigi Vazzana. E le parlò di Mico Tripodo perché? Perché Mico Tripodo mi diceva che addirittura si vestiva da cardinale, andava a Roma in macchina con l'automobile con la targa vaticana, fasulla, eccetera, eccetera. Ah, per queste circostanze. Sì. Senta, lei e Pizza avete soggiornato quindi qui a Reggio Calabria per una notte o più notti? Due notti. Presso quale struttura alberghiera? E guardi, dove c'era il Roof Garden, come si chiama quell'albergo proprio al centro? L'Excelsior, L'Eccesso. quindi alle spalle del museo. Esatto. Senta, venne qualcuno a trovarvi in albergo? Che io sappia no, perché non so se fossero andati a trovare Pizza, io non sapevo niente. Quindi lei non ricorda No. della visita di un soggetto, vuol dire che venne proprio lì da voi in albergo? No signore. Perché lei il 20... No, scusi, è una voce da uomo o da donna? Come? No, è una voce da uomo o da donna? Quale? Ah no, scusi, se no... Questa è la prima volta che mi capita, ma c'è sempre la prima volta nella vita. No, le spiego subito, siccome guardavo lì, può darsi che ci siano delle donne che abbiano delle voci piuttosto mascoline. Ho capito. Diciamo che la sua giustificazione è più che sufficiente. Allora, le dicevo che il 22 novembre del 2017 Sì, signore. lei dichiara: conobbi inoltre un'altra persona che venne a trovarci in albergo e che mi fu presentata da Pino Pizza, Sì. quale uno dei De Stefano, famiglia criminale importante. No, sì, però mi fu presentata nel senso la mano così, basta. Non è che rimasi con loro in conversazione. Quindi la conversazione fu tra il De Stefano e il Pizza. Non lo so, perché poi dopo andammo via con l'automobile con Pizza, quindi quello che loro si sono detti io non lo so. Non lo sa. Senta, lei ha detto che eravamo nel 78. Sì, credo del 78. Si ricorda come si chiamava questo De Stefano che è venuto a salutare Pizza? No, francamente non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Era solo? Credo di sì. Sono passati 40... Lo so. sono passati 40... Lo so. 41 anni. Molto parente stretto del mezzo secolo. Senta, quello è l'unico viaggio che lei fa in Calabria con Pizza? Ne ho fatto, con Pizza sì. Poi ne ha fatti altri? Ne ho fatto un altro nel 93 mi sembra. Nel 93. Allora fermiamoci un attimo. In quell'occasione, quindi avete soggiornato a Reggio Calabria per 2 notti. Sì, signore. C'è stata una cena, ho capito, dagli Araniti. C'è stata una cena dagli Araniti. Sì, quelle cene alla meridionale, sono meridionali, c'è pieno di gente. Di gente. Ci siamo capiti. Poi ci sono stati altri incontri
No. nel corso di quel soggiorno? No, perché è un giorno che è cominciato alle 3 e finito a mezzanotte. Ad esempio siete andati ad Africo Ad Africa siamo andati il giorno dopo. il giorno dopo. Ci racconti questo viaggio ad Africo? Niente, lui mi ha detto ti presenterò un personaggio incredibile, eccetera, eccetera. E in effetti era un personaggio incredibile. Incredibile. Chi le presentò? Don Stilo. Don Stilo. Don Stilo. Quindi Giuseppe Pizza conosceva Don Stilo? L'ha presentato lui. Ho capito. Può darsi pure che l'abbia conosciuto quel giorno, lo conosceva già. Prego. Lo conosceva già, dico. C'era un rapporto tale che non poteva averlo conosciuto lì. Esatto. Cioè. Quindi dove siete andati ad Africo? Siamo andati in una specie di, ripeto, sono passati tanti anni, di scuola convento dove il Don Stilo era anche preside, mi sembra, di una scuola media o elementare. Sì. E pranzammo lì da lui. Da lui. Anche questo un pranzo come, diciamo, come la cena dagli Araniti? Cioè... No, questo era un pranzo, ristretto. Io, Pizza, Don Stilo e un'altra persona. E Pizza come le presentò Don Stilo? Cioè che cosa le disse? Guardi, allora, Pizza è un personaggio incredibile. Io ho girato il mondo, però uno come Pizza non l'ho mai conosciuto. Prima di tutto Pizza è un uomo di un'intelligenza straordinaria, secondo di una cultura straordinaria. E poi lui è sempre molto, diciamo così, sul ridere. Perché lui mi disse, troverà un personaggio che comanda qua in Calabria, eccetera, eccetera. E andavo a trovare davanti a un prete, dico, ma questo è un prete, non ti preoccupare, questo è un prete. E poi me ne accorsi, perché a un certo momento diventò tardi. Io dovevo prendere assolutamente l'aereo per Roma, perché poi l'indomani mattina alle 8 e qualcosa avevo l'aereo per Parigi, dovevo essere assolutamente a Parigi. Sì. E Don Stilo, gli dissi, Don Stilo, guardi, io devo andare via. E lui dice, ma qual è il problema? Io dico, c'ho l'aereo, dico, perché poi domani mattina devo dire, no. Prese il telefono, chiese all'aeroporto se l'aereo dell'Alitalia o dell'Ati, non mi ricordo, era in orario, quelli dissero sì, e lui disse no, almeno 2 ore di ritardo, e butto giù. Dice adesso puoi rimanere tranquillamente, dico come posso, perché? Ma l'aereo è in ritardo di almeno 2 ore, 2 ore e mezza. E quando arrivai e salì sull'aereo, l'aereo era fermo sulla pista, per cui c'erano tutti i passeggeri dentro, e quando entrai tutti che mi guardavano. Perché l'aspettò l'aereo? L'aereo dell'Alitalia mi ha aspettato per 2 ore e mezza. Sulla pista? Certo. Per la chiamata di Don Stilo? Certo. Così vabbè. Diciamo, in questo c'era, diciamo, il riferimento a quello che comanda che aveva fatto Pizza. Ma vede, nella vita ci sono le chiacchiere e i fatti, quello era un fatto. Che lei ha vissuto. Prego? Che lei ha vissuto. Ho visto un aereo dell'Alitalia che rimane bloccato a aspettare un passeggero. Senta, poi Pizza l'ho frequentato anche a Roma, lei diceva. Sì, ma Pizza lo vedevo abbastanza spesso quando era a Roma. Fino a quando l'ho frequentato? Guardi, Sempre se non lo frequenta l'ultima più. volta che ho visto Pizza, lo posso dire quasi con precisione, è stato il primo trimestre del 1982. E questo perché posso essere preciso? Posso essere preciso perché poi nell'82 passai l'estate all'estero e poi mi trasferì negli Stati Uniti, ufficialmente negli Stati Uniti. Nel frattempo il povero Calvi era morto, per cui mi trasferì a New York direttamente. Quindi io l'ultima volta che ho visto e ho parlato con il dottor Pizza è stato nel primo trimestre del 1982. Senta, avete fatto per caso un viaggio a New York insieme a Pizza? Sì, però prima questo. Prima? Quando prima? 79, credo di essere molto preciso, essere tra maggio e giugno del 1979. Come mai avevate fatto questo viaggio insieme? Perché Pizza non era mai stata a New York, io a New York la conoscevo bene e lui si era portato anche l'amica a New York. E chi era questa signora? Prego? Questa signora chi era? Lei l'ha conosciuta? L'ho conosciuta, era una signora di origine, non mi ricordo il nome, però era una signora di origine libanese.
che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava. Lei dice Costanza. Costanza, sì, Costanza era il nome, ma il cognome non me lo ricordo. Senta, in occasione di questo viaggio a New York che cosa avete fatto? Intanto quanto tempo siete stati a New York? Siamo stati 3-4 giorni. Lei in questo verbale dice 7-10 giorni. No, 7-10 giorni sono rimasto io, poi lui con me è stato 3-4 giorni. 3-4 giorni. Io andavo molto spesso a New York. Che cosa avete fatto insieme, voglio dire? E insieme con Pizza mi ricordo che presentò delle persone, amici suoi, italo-americani, diciamo. Che persone erano? Qualche cognome lo ricorda? Gambino va bene? Gambino va bene, se ce ne sono anche altri poi di cognomi. No, altro non mi ricordo. Quindi questo Tommasino Gambino di cui lei parla? Erano 3 fratelli. Uno si chiamava Giuseppe, Sì. l'altro si chiamava Tommasino Sì. e l'altro non mi ricordo come si chiamasse. Non me lo ricordo. Si ricorda se ci fu un evento particolare in quei giorni lì, in cui siete stati a New York? No, ci fu un evento poi quando vennero a Roma, Cioè? che io li invitai a cena, a pranzo con Pizza. Questi Gambino? Prego? Questi soggetti Sì, qui? sì. E che evento ci fu? No, niente, erano arrivati a Roma e allora li invitai a pranzo con Pizza. Senta, ma in quel soggiorno, diciamo durante il soggiorno a New York di cui parlavamo prima, non ci furono i funerali di un Gambino? Ah sì, no, ci furono i funerali di Tommy Gambino, per cui andammo a questo funerale perché Pizza mi disse andiamo a questo funerale eccetera eccetera. E sembrava, era un funerale tipo veramente Hollywood. E niente, siamo andati a questo funerale e devo dire che mi sono divertito, perché c'era la crema di tutta l'organizzazione Mafioso, chiamiamola per di quella che tutti è. gli Stati Uniti. Questo è quanto. E anche questo è un fatto che lei ha vissuto in prima persona. L'ho vissuto in prima persona. E che rapporti aveva Pizza con i Gambino, con questi mafiosi italo-americani? Allora, Pizza aveva un rapporto con i Gambino, però non aveva rapporti con gli altri. Infatti, Quindi lui conosceva solo quella famiglia lì. sì, Senta, in quell'occasione avete conosciuto gli Inzerillo? sì, abbiamo conosciuto quello che poi hanno ammazzato, Salvatore Inzerillo. Era presente anche lui a New York? Prego? Era presente anche lui a New York? Sì, signore, E Pizza lo conosceva, Inzerillo? perfettamente. Cioè lo conosceva già o l'ha conosciuto in quel momento? Senta, venne in albergo, E quindi? e quindi lo venne in albergo perché l'avevo chiamato io. Pronto? Quindi in epoca recente lei non ha avuto modo più di avere No, rapporti io con non vedo e non sento Pizza Pizza dal 1982. Qualcuno le ha parlato di recente di rapporti potenziali tra Pizza e Matacena Amedeo? No, Nessuno. no. Anche perché sono giri e io vivo a Lerici, sopra la montagna, Sì. e vivo come un eremita insieme alla mia cagnolina. Quindi non voglio vedere, non voglio sentire nessuno. Quindi nessuno le ha fatto riferimento No. a Pino Pizza di recente No. e ai suoi rapporti potenziali? Io eventuali? l'ultima volta che l'ho visto sui giornali quando lui aveva vinto la battaglia per il simbolo della democrazia cristiana e basta. Lei ha capito Matacena chi è? Di chi stiamo parlando? Certo. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Ma lei ha sentito, per come ho capito, questo Don Stilo che parlava al telefono? Sì, perché si è fatto portare il telefono nella stanza da pranzo. Ok. Ha sentito anche chi c'era dall'altra parte? No, Ok. Senta, lei è o è stato sottoposto a procedimenti penali? certo. Può riferire al Certo. tribunale? Io sono stato condannato per il depistaggio della stazione di Bologna e dove sto preparando adesso, fra pochi mesi facciamo la revisione,
e il fallimento del Banco Ambrosiano, che è stato un fallimento che era stato fatto, io sono uno molto franco, perché doveva servire agli agnelli, tanto per essere chiaro, perché se vediamo, scusate se faccio questa se vediamo le situazioni delle banche attuali, tipo Montepaschi, il Banco Ambrosiano era un banco che scoppiava di salute, e qui finisco. Presidente, se Va è bene. possibile, su questi argomenti li possiamo anche documentare, voglio dire, senza... Sì, va bene, evitiamo commenti, prego. Grazie, io non ho altre domande. Sì. Prego, avvocato. Buongiorno. Senta, io vorrei capire meglio, i suoi rapporti con Pizza erano solo di carattere, erano solo amicali? Assolutamente. Solo amicali, non avevate altri interessi No, in comune nessuno? Assolutamente. Ora io le chiedo, lei all'epoca, quando lo conobbe, era consulente di importante società? Esatto. Sì. Nel momento in cui Pizza, con il quale non ha rapporti se non di carattere così conviviale, lo porta prima a casa di una famiglia da lei definita diciamo di alta caratura criminale. No, un momento, lui porta me, non io. Sì, lo porta, lui porta lei. Poi lei dice incontra De Stefano, anche qui lei dice una famiglia di criminale. Poi lo porta ad Africa dove lei vede quello che ci ha detto. Poi lo porta in America dove c'è Gambino, che anche lei ha definito essere, addirittura poi dice che va al funerale dove c'era tutto il gota della mafia. Ma lei perché continua a frequentare una persona già dopo la prima volta in cui lo porta? Allora, è normale questo? Parliamoci chiaro. No, guardi, lei deve parlare con la verità. No, parliamoci chiaro. Io uso il metodo anglosassone. Se una persona è per strada e non è in galera e non ha un mandato di cattura, quella persona può essere incontrata. Punto. Molto Ascolti, in questo caso però lei ha detto che erano soggetti di alta caratura criminale, non ha detto che erano dei soggetti ancora non condannati o Ma comunque... scusi tanto, stiamo parlando di Gambino, stiamo parlando di persone dove c'erano il New York Times, eccetera, eccetera, era pieno di questi cose. E io cosa facevo? La Verginella? No, io non lo voglio. No, guardi, la domanda è diversa. La prima volta lei poteva non sapere dove stava andando, Sì. è stato portato Sì. a casa Sì. di personaggi che lei ha descritto Sì. in una certa Sì. maniera. Io mi chiedo, com'è che non ha preso subito l'aereo e se n'è tornato da dove era venuto? Perché io non sono faccia ipocrita, via- non sono ipocrita, attenzione, non sono ipocrita, Sì. perché c'è tanta gente che fa la Verginella, frequenta questo tipo di persone, fa affari con questo tipo di persone e poi dice di non conoscerlo. Io affari con questi tipi di persone non ne ho mai avuto, però dico di conoscerlo. Se proprio vuole che io la scandalizzi, nel ottobre del 1982 io ero amico del generale Noriega, padrone di Panama. Una sera mi ha invitato a cena e c'era tutto il cartello di Medellin, però io non ho mai avuto nulla a che fare col cartello di Medellin. La domanda è no, diversa. La domanda è risposta. No, la domanda è Non ho diversa. risposto. Io non ho detto che lei ha avuto a che fare con E queste allora? persone. Io ho detto com'è possibile che una persona la porta a casa di certi soggetti, poi le fa conoscere altri soggetti Sì. e lei continua a frequentare soggetti, poi le fa conoscere altri soggetti Sì. e lei continua a frequentare questa persona e continua ad andare E allora? a vedere queste Ma lei sa chi frequentava? Guardi, le domande le faccio io, non lei. No, lei fa le domande e io le faccio le risposte. Pino Pizza a Roma frequentava la migliore società, punto. La domanda è diversa, se lei non vuole rispondere ne prendiamo atto. Io mi chiedo, non dico dopo la prima, ma non dico dopo la seconda, ma nella terza occasione in cui era ricorrente che lei andasse a incontrare persone di alta caratura criminale, lei continua a frequentare Pizza e continua ad andare al funerale di Gambino. Allora, forse non mi sono espresso bene nella lingua italiana, se vuoi le parlo in francese, in inglese. No, guardi, arabo, mi parli in come italiano vuoi. e soprattutto con rispetto. Mantenga un Benissimo. tono rispettoso Allora, le voglio dire una cosa, nei confronti non di è tutti. che
molte volte con Pizza si andava a dei posti, ma io non sapevo prima, in prima battuta, che... Continua a non rispondere, è vero che lei non lo sapeva, ma dopo che era capitato una volta e una seconda volta, perché non gli ha detto Pizza, io con te non vengo più? Cioè, lei ha detto di essere venuto in Calabria, di aver incontrato degli esponenti, una persona che era stata colpita da un'arma da fuoco, quindi di avere ben compreso che si trattava di ambienti malavitosi, insomma di certo rilievo. Addirittura ci riferisce di essere andato ad un funerale di mafiosi, che per quanto folcloristico comunque lei non ha avuto insomma non ha avuto dubbi sul fatto che si trattasse di un funerale. Allora la domanda è questa: come mai insomma ha continuato a farsi portare insomma ed invitare in questo tipo di ambienti? Non stiamo parlando di una frequentazione continua, perché io Pizza l'avrò visto in 2 o 3 anni 4-5 volte. Io abitavo a Parigi. Quindi, sì, ho capito, ma non riteneva, diciamo, comunque compromettere niente, riteneva che fosse semplicemente la incuriosiva questo ambiente. Allora le faccio la domanda in maniera diversa: come si concilia il suo ruolo di consulente di importanti società italiane del panorama economico finanziario italiano con la sua presenza in queste occasioni insieme a delinquenti da lei così definiti, di alta caratura criminale? Innanzitutto io non ho usato la parola delinquente, ho usato un'altra parola. Ripeto ancora una volta: nel momento in cui io non ho nulla a che fare come affari eccetera eccetera, le persone sono libere, non sono latitanti, queste persone possono essere incontrate. Va bene, ha risposto. Non ci sono altre domande? No, va bene.